Hanno imbottigliato l'aria dell'amore, l'essenza di Verona, l'hanno avvolta con grafiche moderne, l'hanno messa in vendita. L'idea è nata 1 anno e mezzo fa come uno scherzo e una provocazione, confidano gli ideatori Damiano Fermo e Francesco Magagnino. Circa 5 euro il costo dell'insostenibile leggerezza del sentimento. Non è il salvacondotto per amori non corrisposti, va detto, è più una deroga agli stilemi classici del marketing territoriale nostrano. Ora sugli scaffali di Cadò e del Museo Romeo e Juliet di via Oberdan si possono trovare questi barattoli vuoti secondo occhi prosaici. Dentro non c'è niente, o meglio qualcosa c'è, ma è intangibile come l'amore. Aria fritta verrebbe da dire, ma negli anni 70 nelle stazioni svizzere, mettendo sotto vuoto nostalgie, venivano vendute boccette con l'aria du paese che puntualmente gli emigranti italiani compravano. Per ora l'aria d'amore sta riscuotendo discreto interesse negli alberghi e nei ristoranti, lo usano come omaggio ai clienti. Per tutti gli amanti invece si può comprare nei 2 negozi in città oppure online. Un souvenir iconico di poetica utilità, come ci spiega Damiano Fermo, in braccio tiene il suo piccolo Livio. L'icona di Verona è l'amore, Romeo e Giulietta. Ci siamo detti cosa fare per spendere poco ma essere molto coerenti con questo che è il nostro segno di riconoscimento nel mondo. Un'altra cosa intangibile quanto l'amore, l'aria. Abbiamo visto in giro per il mondo che stanno funzionando le arie di Napoli, l'area di Trieste, la Bora, l'area di Parigi, e ci siamo inventati l'aria di Verona, l'aria d'amore.